Bella raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano, siamo su Formula 1 e siamo al circuito di Baku, raga. Questa è la strategia, ma ancora una volta qualificare a dimenticare, 17esimi in griglia. Non sta girando niente ragazzi, rispetto all'altro anno sta andando anche peggio secondo me, cioè la macchina non... boh, non lo so, sensazioni un po' così. Speriamo bene in gara, ma non sono soddisfatto. Vai ragazzi, rock and roll. Vai. Dai, 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 dai. Ok. Guarda che pazzo, guarda che pazzo. Magnussen, rimaniamo 17esimi, incredibile. Ho preferito non rischiare perché sennò era incidente sicuro. No, è un po' di bagarre, porca miseria, niente. Qualche pezzo pure volato via. Se vogliamo fare punti adesso dobbiamo guidare con pazienza. Ho fatto anche miglioramenti all'aerodinamica, ma sento la macchina scattosa, cioè non lo so, sinceramente non capisco, raga. Pare che io vado al meglio nella parte centrale del mondiale e finale. Mediamente, però. Niente, guido lento, lento, problemi serissimi per Veneziano. Sente la macchina peggio dell'anno scorso ed è 100 volte migliore, bene. Tanto ragazzi le Racing Point sono al comando. Tutto molto curioso. Ok, il primo giro è andato. Purtroppo zero bagarre. Ok, abbiamo superato la fase iniziale, adesso proseguiamo. Va bene. Ok. C'è tanta bagarre davanti, però. Guarda, 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 guarda. Pazzi, pazzi, pazzi. Non so veramente che fare. Non so veramente che... Madonna, quanto li ho stracciati, cazzo. Non puoi fare qualifiche così in sti gran premi. Niente, non ho ritmo, non c'è ritmo, raga. Questi hanno anche le gomme migliori rispetto a me. Yellow flag. La vettura ha un grave problema, a quanto pare. Attenzione. Oddio. E cosa... No. Mamma mia che incidente ragazzi. E non esce la safety? Bandiera verde. Safety car, safety car, safety car. Vietato sorpassare, rallenta. Mentre il gruppo si compatta, mantieni Mamma mia. positivo. Ok, rallenta, rallenta. Delta negativo, vuol dire che stai andando troppo veloce. Rallenta. Mamma mia ragazzi, che incidente, sono diventate 7 macchine. Pazzesco, pazzesco. Mamma mia, il colpo di scena c'è stato. Cosa faccio adesso? Vado ai box, non vado ai box. Oh. Sono un po' presto. Mamma mia. Incredibile, incredibile. È il momento buono per il pit stop. Rientra ai box alla fine di questo giro. Azzardiamo. Mettiamo le hard, arriviamo fino a... non dico alla fine ma quasi, poi mettiamo le soft. Proviamo. E tanto sta gara non c'è ritmo, quindi non è che abbiamo tante alternative. Con tutti sti ritiri appunti dovremmo andare salvo ritiri nostri. Pazzesco, pazzesco.
È un rischio questa strategia, con le hard, è un grandissimo rischio. Vai, vai ora. Bella sosta. Fai attenzione alle gomme adesso, devi finire la gara con il treno. No, non ce la farò mai a finirla, però. Mamma mia, raga. Incidente colossale, vedremo il replay. Raga, si sono ritirate altre macchine, cioè è incredibile. Durante la safety car siamo in 11. Altre 2 macchine coinvolte, pazzesco. Veramente qualcosa di incredibile sta gara. Ok, Mancavano gare così, ma che poi in 6 giri si è praticamente ritirato metà. Sono ritirati in metà. Siamo noni. Però siamo terzo ultimi, ma noni. Dobbiamo sfruttare sta gara malata. Gara veramente per cuori forti questa. E le sorprese non saranno neanche finite secondo me. Già vedere la Perez in testa così, cioè. Si è fallato il sistema, raga. Sfruttiamo sta cosa. Facciamo come il Gran Premio di Monte Carlo del 96. Rimaniamo in 3, vince Olivier Panis. My God, my God. Mamma mia. No, noi non possiamo ritirarci, però ragazzi, dobbiamo sfruttarla sta occasione. Fino ad adesso è successo il finimondo. Guarda, ma sembrano pazzi, ma ancora! Adesso sei nella top 10, continua così. Il come si butta e se li pippa tutti e due. Mamma mia. Ma veramente qua sta succedendo il finimondo. Ok. Abbiamo Bottas davanti. Ma un settimo posto importantissimo e possiamo che far di meglio secondo me. Io comunque non sono più obbligato a fare soste, che sarà un po' impossibile non farne più una. Raga, tutti hanno finito la sosta, siamo secondi, ma Hamilton e Perez ne hanno di più. Forza, puoi riprenderti quella posizione. Io dovrei riuscire anche a non fare più sosta, è davvero dura. Le Racing Point oggi volano. Siamo quarti, loro hanno anche le gomme meno usurate oltretutto. Ma io già metterei la firma per come sono partito. Guarda che roba, si le stanno. Ma oggi se le danno tutti di santa ragione. È spaventoso. Guarda che roba incredibile, Gigi. Gigi ha buttato fuori. Era verde. Ma è pazzesco, Gigi butta fuori per Sainz. Raga, siamo quarti qua, ho superato anche Verstappen, stiamo cercando di tenere le gomme per non fare più soste, ma... ritmo di gara, ma tieni conto che le gomme devono percorrere ancora una lunga distanza. Infatti la vedo molto molto dura, ragazzi, manca ancora una vita, mancano 9 laps.
sarà molto molto dura. Podio, ce lo dimentichiamo, salvo una sosta di Verstappen, è l'unico che potrebbe fare una sosta di quelli davanti a noi in questo momento. Vedremo. Dobbiamo gestire e sperare di non perdere altre posizioni. E anche Leclerc c'ha le medium. Certo che veramente oggi disastro. Si sono ritirate ben 10 macchine e mancano ancora 9 giri. Carneficina bacuniana. Questa è la nostra gara onesta. Tranquilla, mamma mia. Solo che la macchina mi dà, per quanto ci siano tantissimi miglioramenti a livello di aerodinamica, telaio e tutto, faccio fatica. Manca ancora tanto. Magari fossimo all'ultimo giro lo terrei stretto sto quarto posto. Dai Verstappen, vai box, niente. Il distacco dal tuo compagno di squadra è 16,9 secondi. Mi fa piacere, tanto Bottas ha superato Leclerc. C'è lotta dietro, Ma questa gara c'è stata una lotta continua. Stiamo concentrati, per piacere. Dai fiori, dai. Il mio obiettivo è finire la gara così, ragazzi. Se lo state... cioè, sto proprio... tanto Leclerc li supera Bottas. Mamma mia, sono là, ragazzi, sono là. Il distacco dalla vettura davanti è 6,5 secondi. Le gomme... siamo a rischio, raga. Andare in box adesso vuol dire uscire ottavi. Quindi è impensabile. Guarda che lotte, ma che gara pazzesca. Vedo uno contro uno ovunque. Mamma mia, ritorna Bottas davanti. Carneficina in Azerbaijan. Madonna, se le stanno dando di santa ragione. Da costringerlo al ritiro. Si ritira anche Bottas, si ritira anche Valtteri. Rimaniamo in 9. Signori, non ci sono parole per descrivere sta gara. Si è fallato il sistema perché forse solo a Monte Carlo l'altro anno era successa una cosa simile. Perez comunque sta dominando il Gran Premio, altro cosa incredibile. E a noi va bene così. A noi va benissimo così. Diciamo che il grosso incidente è stato a mandare in pappa tutto, perché veramente non sarebbero stati 4 ritiri.
addirittura 11 ritiri. È qualcosa di incredibile, ma io amo queste cose. Sarebbe bello che succedessero, non dico ogni gara, ma almeno ogni 3-4 gare. Cerchiamo di non fare il 12° ritiro noi. Raga, sta iniziando l'ultimo giro. Final lap. Ci resta abbastanza carburante per un solo giro. Sei all'ultimo giro. Sono riuscito a fare una sosta solo in regime di safety care. Alcune informazioni su Giovinazzi. La sua vettura ha un problema ed è costretto a Strano. rallentare. Guarda le gomme, raga, sto rischiando, Sto rischiando la foratura, speriamo bene. Problemi anche per il Giovi. Comunque, Perez, incredibile, gara così. Gara paurosa, pazzesca, imprevedibile. Che finisce così in maniera pittoresca. Con Perez in fuga e 9 macchine in gara. Noi sfioriamo il podio, importante come quarto posto, importantissimo a Baku, non previsto da una posizione di classifica disastrosa, il 17° posto. Adesso Monte Carlo, ragazzi, la farò simulando perché è troppo stressante, per me non mi diverto. Vince Perez, incredibile. Quindi noi ci rivediamo in Canada, mi sembra. Ritirino, stiamo tutto al massimo, mamma mia. Non ho più gomme, raga. Mi ricordo in Brasile ho perso una vittoria persa all'ultimo giro per una gomma forata. Attenzione, ragazzi, siamo a rischio. Sì, no, no, sì, no, no, a posto, a posto. Insomma, di poco, ma ottimo quarto posto, che fa morale. Splendido lavoro. Su una gara veramente incredibile. Invece è andata alla grande. Grazie. E prego. Oggi la prestazione della Racing Point Sì, è pazzesca. stata degna di una scuderia storica. Si stanno avvicinando al podio proprio in questo momento. Complimenti, E immagino io che sfioro il boato del podio, pubblico cazzo. sia Scopriamo in che modo questo finale ha modificato la classifica piloti. Dopo una prestazione No, mi è eccezionale, andata bene Lewis perché Hamilton giravo si veramente aggiudica lento, la vetta della mamma mia. classifica piloti. Allora, Luca Filippi, chi sceglieresti come pilota del Iniziano giorno? ottavo. Direi l'uomo della pioggia. Sì. Ha dimostrato E delicatezza quinto posto, vicino alle altre costruttori. vetture, maturità e... C'è andata bene, Beppe. Ottimo lavoro oggi. Sentiamo le tue impressioni. Deve essere una soddisfazione riuscire a battere il tuo storico rivale di Formula 2. Spettacolarità aumentata. Non è stata una gara positiva per Lucas. Come si sarà sentito dopo il ritiro? Ok. Cosa hai provato quando hai capito che il tuo vecchio rivale di Formula 2 si sarebbe ritirato? Spettacolarità aumentata. Con questa gara sorpassi in campionato il tuo ex compagno di scuderia di F2. Quanta rivalità c'è tra voi? La sportività me la cagare. Ti ringrazio. Anch'io, amore mio. Ok, madonna, sono al top ormai. Risultato eccellente oggi. Piazzamenti Negoziati. del genere ci fanno comodo 3, per il rinnovo del contratto. 3, Verso la prossima 3 sfida. e 3, vediamo se va. La Perfetto. nostra proposta è stata accettata. Il No, nuovo mettevo scuderia contratto facile, però ho entrerà in sbagliato. vigore a partire Forse dal mi danno meno prossimo punti. weekend di gara. Vabbè. Qua vediamo di migliorare un po' l'albero della vita. Ok. E ok, così veramente speriamo di migliorare alla grande l'aerodinamica perché ho veramente bisogno. E vediamo un attimo però
col motore, siamo crollati tanto con il motore, però di nuovo. Dopo queste rivoluzioni aerodinamica andiamo assolutamente con il motore. Raga, un saluto dal commendatore veneziano. Ciao!